Il premio Penalty Awards da un paio di anni a questa parte ha istituito anche una sezione particolare. La sezione si chiama Team Awards e vogliamo premiare un team in modo particolare ogni anno. E quest'anno insomma la redazione è andata fuori dalla Sicilia a pescare un nome, ma soprattutto una realtà romana di grandissimo successo. Parliamo di un presidente, ma parliamo in questo caso anche di una realtà che si chiama Monte Spaccato Savoia. Il presidente che vince il premio Team Awards 2021 è Massimiliano Monnanni, che invito qui sul palco. Buonasera presidente, arriva subito per lei il microfono. Consegniamo il microfono, eccolo qui. Grazie. Il premio Team Awards è un premio che vuole premiare soprattutto un team, una squadra che ha un obiettivo, che non è soltanto sportivo, è un premio che serve per alimentare sogni, speranze e, perché no, progetti. Sì, intanto grazie per questo invito. Essere qui in Sicilia fa sempre molto piacere, perché l'esperienza che abbiamo iniziato noi nel 2018 con il Monte Spaccato è in qualche maniera una società e un impianto sequestrato alla criminalità, oggi in confisca di primo grado, è indissolubilmente legato alla Sicilia per delle ottime ragioni, e sono due i nomi che ci legano alla Sicilia, nomi di cui penso tutti siamo orgogliosi, siciliani e italiani. Uno è quello di Don Pino Puglisi, perché il 15 settembre del 2018, 25 anni esatti dal suo assassinio, noi abbiamo deciso di intitolare quell'impianto, che era un impianto gestito da un clan che ha ricevuto 370 anni di carcere complessivamente per vari reati aggravati dal metodo mafioso, un clan autoctono romano e non siciliano, perché almeno questo. La mafia non ha colori regionali. E quindi abbiamo voluto esemplificare questa scelta con un nome simbolo, che è quello appunto di Don Pino Puglisi, e l'altro è quello di Paolo Borsellino. Noi abbiamo avuto l'onore di ricevere il premio Borsellino, e questo credo che sia uno delle cose più belle che noi abbiamo vissuto. Come dicevi tu, il nostro è un progetto che fa squadra. Ogni ragazzo della nostra squadra, noi siamo arrivati, la squadra società era stata retrocessa in promozione, oggi siamo in Serie D e l'anno prossimo faremo per il secondo anno consecutivo il campionato di Serie D, a più di 40 anni dall'unica esperienza del Monte Spaccato. Doppia soddisfazione allora, presidente. Sì, è una bella soddisfazione, perché ripeto, i ragazzi non si impegnano solo sul campo, con difficoltà, perché sono ormai atleti che sono alle soglie del professionismo. Ognuno di loro viene accompagnato da noi in un percorso di formazione, di ripresa degli studi, di completamento degli studi e di inserimento nei quadri societari e nello sport. Quindi abbiamo un allenatore che proviene dai nostri ranghi, ovviamente regolarmente patentato, e i quadri dirigenti che provengono da ragazzi che hanno fatto con noi un percorso che appunto si riepiloga nel titolo del nostro programma, che è Talento e Tenacia. E la tenacia è stata sicuramente, lo sarà sicuramente anche nei prossimi anni, punto fondamentale per un percorso di enorme crescita. Un applauso dunque al premio Team Awards 2021 al presidente del Monte Spaccato Savoia di Roma, Massimiliano Monnanni. Io invito qui sul palco a questo punto colui che la premia, ovvero uno dei nostri sponsor partner. Tra l'altro abbiamo qui la nostra splendida Ilenia con il pallone ufficiale della stagione Freddoneve, ed invito proprio qui l'amministratore delegato della Freddoneve, Tony Freddoneve, che ci raggiunge sul palco. Ciao Tony. Allora, consegniamo subito a Tony Freddoneve il momento importante con la targa a Massimiliano Monnanni per quanto riguarda la sua presenza intanto qui a Palma di Montechiaro e soprattutto l'assegnazione del premio Team Awards 2021. Presidente, si porta a casa anche Bacco lei comunque, perché la cultura siciliana fa bene anche il pallone. Insomma, allora ceda il microfono alla nostra Federica, perché tra poco sarà anche Freddoneve a parlare. Grazie presidente, buon ritorno a Roma, grazie.